Oggi abbiamo due eccellenze, quello della sanità e quello del turismo, che ci rendono primi a livello nazionale, forse anche a livello europeo, che fino ad oggi forse non sono sempre andate a braccetto, nel senso che uno sosteneva l'altro, ma non in maniera organica. Da qualche mese è stato costituito un tavolo tecnico dove tecnici della sanità e del turismo stanno cercando di capire come integrare in maniera più perfetta queste due eccellenze venete. Turismo e sanità abbinati in pacchetti per interventi chirurgici o cure legate a diverse patologie. Le parole d'ordine sono quindi salute e territorio ricco di bellezze culturali, artistiche e naturalistiche. Un binomio infallibile capace di attrarre milioni di turisti in modo da superare il tetto dei 14 milioni che annualmente passano parte delle loro vacanze in Veneto. L'alta qualità della sanità veneta fa il resto, soprattutto ora dopo la riorganizzazione del sistema sanitario regionale e gli accordi siglati con due casse mutue tedesche e una compagnia di assicurazione americana. Noi abbiamo sviluppato la rete di tutte le nostre strutture sanitarie, collegate anche in telemedicina, con la possibilità quindi di integrare tutte le nostre strutture le strutture del territorio veneto, in più anche gestendo il record informativo, i dati dei pazienti che possono essere quindi trasportati o ci si può confrontare in second opinion via teleconferenza anche con le strutture sanitarie d'origine. Noi siamo qua in grado di offrire già una serie di prestazioni assolutamente uniche che si basano fondamentalmente su delle apparecchiature modernissime, per cui vorrei citare la 128 slide, una TAC che fa coronarografie e coloscopie virtuali, ma tutta un'altra serie di professionisti, non vorrei ricordare solo per fare un esempio l'ortopedia che in qualche modo attua 1500 protesi l'anno, che sono dei numeri assolutamente in prima linea non a livello italiano ma anche a livello europeo.